La questione dell'accoglienza è importante che venga condivisa soprattutto dalle comunità che accolgono. Lì dove ci sono possibilità, lì dove ci sono risorse, è bene che le parrocchie si attivino, avranno tutto il sostegno sia logistico che anche di mediazione, per esempio dalla Caritas. La diocesi di Treviso apre all'accoglienza dei nuovi invii di migranti nelle parrocchie. A confermarlo oggi il vescovo Tomasi in visita all'ex caserma Serena, dove ha celebrato la Santa Messa aperta anche alla comunità musulmana. Un segnale concreto della Chiesa quindi alle istituzioni, ma anche agli stessi migranti, sottolineato dall'omelia con un passaggio ben preciso. E ognuno deve fare la propria parte, ci sono le istituzioni dello Stato, ci sono gli enti locali, ci sono le cooperative, le associazioni, c'è la Chiesa, ci sono le comunità religiose. Questa è la storia del nostro tempo, le persone sono in movimento e sono qui da noi e sono persone. Anche loro devono fare la loro parte di inserimento nel tessuto sociale. Certamente, certamente, e chiaramente lì dove ci sono comportamenti sbagliati si sanzionano i comportamenti sbagliati perché è giusto che sia così, ma lì dove c'è la voglia di inserirsi, la voglia di lavorare, non è uno scherzo per nessuno di loro. Lavoro quindi come elemento essenziale di inserimento nelle nostre comunità, accompagnato però anche da strutture abitative che diano una reale indipendenza personale. Per questo anche oggi si è parlato del progetto del sindaco di Treviso per una sorta di ufficio di collocamento al lavoro dei migranti. Abbiamo consegnato al sindaco una lista degli ospiti con le professionalità che si portano dietro, quindi con i loro bagagli culturali. Momento difficile però è quello successivo, perché il lavoro in questa provincia è molto florido da questo punto di vista, mentre meno lo è dal punto di vista abitativo, e quindi i ragazzi poi non trovano, una volta trovato lavoro, una sistemazione, una casa. E qui torna l'esperienza di 20 anni fa con gli immigrati che lavoravano nelle fabbriche e dormivano in case o capannoni diroccati o nella rullotopoli della Croce Rossa lungo la strada ovest, per i quali poi gli industriali costruirono a Casier 20 appartamenti, oggi di proprietà del comune. L'idea di 20 anni fa di Casier probabilmente potrebbe anche essere una sorta di ripresa, ma dobbiamo far capire ai piani alti che diano anche secondo me, una possibilità di sgravi fiscali, cioè incentivare anche gli industriali a poter dare una mano alle amministrazioni e mettersi assieme per trovare delle nuove disponibilità, delle nuove risorse.